Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Parlerò di Isola inteso come marchio, perché effettivamente in questo momento Isola è un marchio e lo conoscete tutti, così è come è stato registrato. Io sono un avvocato, quindi un avvocato che si occupa di marchi, quindi guardo anche dei particolari e questo per noi è un marchio misto, grafico denominativo, c'è una componente grafica molto prevalente, che è quella del cavallino, e poi c'è la scritta Isola che è puntata, quindi è un elemento di fantasia, perché noi insomma ne abbiamo parlato tanto, oggi sappiamo questo Isola cosa significa, probabilmente molti di voi lo sapevano anche prima che qualcuno dei relatori prima lo spiegasse, però è l'isola puntato dal punto di vista proprio semantico, ha un suo impatto e quindi genera una cosa nuova, quantomeno genera per chi lo vede una curiosità. E cercherò di fare la mia spiegazione semplicemente tra passato, presente e futuro, anche se sul passato molto meglio di me la professoressa Altea e la dottoressa prima ne hanno parlato e quindi andrò velocemente per parlare del presente e del futuro perché c'è una scadenza. Sono un avvocato, quindi sono uno che ogni giorno ha la scadenza e la scadenza è il 23 marzo ed è una scadenza che è stata imposta dal legislatore italiano e poi spiegherò perché. Quindi il passato l'abbiamo detto, ci sarebbe tanto da parlarne ovviamente e c'è ancora tanto immagino da fare per valorizzarlo quel passato ed è la nascita appunto di questo Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano. Tra le cose che forse sono state dette ma che aiuta a capire quello che può essere un'ipotesi di futuro di Isola come marchio c'era l'esistenza appunto di questi centri pilota, che mi sembra di capire che in questo momento sono o scomparsi o poco operativi, no? Che però sono stata una cifra essenziale perché erano spiegati come laboratori di produzione, posti della formazione e sale espositive. Per cui il fatto di aver disseminato nel territorio sardo l'esperienza di questo istituto e con queste guide, questi centri pilota che erano un luogo di scambio, appunto, ma anche di produzione, di formazione e di esposizione, è uno forse degli elementi che si potranno prendere in considerazione nelle strategie future del marchio. Tra i centri pilota ne ho accettati solo alcuni, insomma, ovviamente nei posti che più hanno le produzioni artigianali tipiche, quindi il coltello a pattada, cestineria Sinei, l'argento Iglesias. E arriviamo, la fine del passato è appunto il 2006, cioè la fine del passato è quando viene sciolto questo istituto e c'è una trasformazione, io ripeto sono un avvocato, quindi giuridica, Isola diventa un marchio. Isola è un marchio, quindi se prima Isola contraddistingueva un'entità, un ente, un soggetto giuridico, oggi è un oggetto giuridico. Dal mio punto di vista questo è un aspetto importante. È un marchio ed è un marchio in questo momento registrato dalla Regione Autonoma della Sardegna e quindi gestito dall'assessorato al turismo e all'artigianato della Regione Sardegna. È un marchio che è registrato sia come marchio, è un marchio che è registrato come marchio collettivo sia in Italia e sia nell'Unione Europea, quindi è un marchio valido per tutta l'Unione Europea ed è un marchio che dal punto di vista squisitamente giuridico, proprio limitando l'azione giuridica, gode di una tutela abbastanza forte, nel senso che è un marchio che non è oggetto di grandissima imitazione, è un marchio tutelato, è un marchio usato in maniera, un uso del quale forse si può discutere entrando nel dettaglio, ma sicuramente è un marchio usato, quindi è un marchio che è valido e difendibile nei confronti di quelli che noi chiamiamo i terzi, cioè difendibile all'esterno, ed è un marchio prevalentemente di prodotto, quindi è un marchio ad uso plurimo che ha degli standard predeterminati, ma che serve a contraddistinguere dei prodotti, cosa che invece in altri marchi, sempre collettivi della Regione Sardegna, avviene in contemporanea. Per esempio un marchio successivo che è il marchio Sardegna Colorato, lo vedete, quello è un marchio che è registrato sia per tutti i prodotti che costituiscono l'artigianato tipico e tradizionale sardo, quindi il coltello, l'intreccio, l'intaglio, la filigrana e via dicendo, ma è anche un marchio di promozione, no? Quindi è un marchio anche di servizio. Isola invece è un marchio che è prevalentemente un marchio di prodotto e quando dicevo è usato nel presente c'è quella foto molto sbiadita, è il negozio che sta qua e quell'altra è bellissima per tutti i cultori delle squadre di calcio, la maglietta del Cagliari è una
una delle magliette, questo non so se lo sapete, però la maglietta di Gigi Riva con i due laccetti è un oggetto di culto, insomma, per chi piacciono le magliette delle squadre di calcio, ed è il marchio che sta nella maglietta del Cagliari, quindi è un marchio non solo usato, ma è un marchio che ogni domenica più o meno entra nelle case degli italiani, è un marchio molto visto, molto conosciuto. Probabilmente molte persone che sono in Italia, oddio, il calcio italiano lo vedo in tutto il mondo, ma insomma chi vede quel marchio probabilmente non è che lo sa ricollegare molto bene, perché mentre nella maglietta del calcio appunto c'è un marchio di una birra, mentre tutti conoscono la birra, diciamo, che è sotto, probabilmente in pochi sanno bene che cos'è Isola, però insomma il combinato tra la presenza negli aeroporti, la presenza nelle magliette di calcio e anche nella maglietta della squadra di basket della Dinamo Sassari, insomma la combinazione di questi elementi è sicuramente un marchio usato e molto promosso, no? Però oggi dobbiamo capire come incontrare questa scadenza che ha imposto il legislatore italiano. Cioè il legislatore italiano lo ha fatto per tutti i marchi, quindi non l'ha fatto assolutamente solo per marchio Isola, è il legislatore prima di tutto, quindi non è l'autorità amministrativa. Ha detto questo, ha detto che i marchi ad uso plurimo vanno differenziati e si deve differenziare tra i marchi che hanno un uso plurimo per comunicare l'appartenenza a una determinata collettività, che è appunto quello che avviene con i marchi collettivi, oppure quelli che servono a certificare le qualità dei prodotti. E quindi il legislatore italiano oggi ha imposto, e ha imposto a tutti di farlo entro il 23 marzo del 2020, di decidere se i marchi collettivi devono o no continuare a essere collettivi o devono essere marchi di certificazione. Quindi dei circa 70 marchi collettivi che sono stati registrati in Italia, e la Sardegna di questi ce n'ha più di 10, 12, quindi in tutta Italia la Sardegna, diciamo, questa partita dei marchi collettivi la gioca in maniera importante, di tutti questi marchi i titolari dei marchi, in questo caso la regione Sardegna, deve decidere se trasformarlo in un marchio di certificazione o continuarlo a mantenere come marchio collettivo. Quindi marchio di certificazione certifica una qualità, marchio collettivo comunica l'appartenenza a una collettività. Per qualcuno potranno sembrare sfumature, però questa può essere anche l'occasione, ed è l'occasione per la regione di discutere del futuro del marchio Isola. E che cosa servirà? Servirà appunto a comunicare un'appartenenza a collettività, non bisognerà fare altro che confermare questa cosa. Vi devo dire che è una scadenza un po' strana quella che hanno imposto, perché non basta l'omissione, cioè se per esempio la Regione Sardegna alla scadenza del 23 marzo non depositasse alcuna istanza, perderebbe la registrazione di marchio. Poi in Italia il diritto sul marchio è un diritto anche ancorato all'uso e quindi non è quella perdita, però diciamo perderebbe la validità di una registrazione che ormai è stata già oggetto di rinnovazione, che ha i suoi anni e apre un tipo di tutela molto più forte rispetto alla tutela dell'uso di fatto del marchio. Oppure potrà optare per la certificazione della qualità. Ma di cosa? Certificazione di cosa? Della qualità dei prodotti? È assolutamente un'ipotesi che è coerente probabilmente con quella del marchio collettivo e quella del marchio certificazione, però probabilmente potrebbe sembrare anche un'ipotesi, quella per esempio potrebbe essere quella di tornare ai centri delle persone e ascoltare un po' quello che hanno fatto i francesi negli ultimi tempi, che si sono messi molto a certificare le persone, no? I maître, quindi gli esperti. Quindi Isola come non solo marchio oggetto di prodotto, ma Isola che serve a identificare gli artigiani, quindi spostarlo più sulla persona fisica che sull'oggetto da lui prodotto. Oppure potrebbe, per esempio, essendo molto in linea con quello che sta avvenendo oggi, essere un marchio di un marketplace. In qualche maniera oggi lo è, no? Cioè è il marchio, che cos'è oggi? Soprattutto quello che lo troviamo nei negozi. Quindi oggi che cosa contraddistingue Isola? Prevalentemente degli spazi di vendita. Questi spazi di vendita, per esempio, potrebbero essere anche con le tecnologie degli spazi di vendita anche nei spazi telematici, nel cosiddetto commercio elettronico. Sono tutte riflessioni che dobbiamo fare passando all'altra parte del titolo del mio breve intervento, appunto si chiama tutela e valorizzazione. Tutto sta, ed è probabilmente quello che è il filo conduttore di tutti gli interventi che ci sono stati fino adesso, a capire qual è il valore che si vuole ottenere, se è un valore economico, un valore
appunto di produzione. L'esperienza di cui ci ha parlato prima la professoressa, per esempio, ci ha dimostrato che già negli anni 50 c'è stato questo difetto, questa crisi di crescita, no? Quando chi fa un ordine di 10.000, mi sembra, tappeti, l'apparato produttivo che c'era dietro il marchio Isola di allora, dietro l'istituto Isola di allora, non era capace di soddisfarlo. E quindi capire che cosa intendiamo per valore, se è un valore appunto puramente economico o un valore che è il valore relazionale, che appartiene più agli enti pubblici ma anche agli enti di terzo settore, cioè a quegli enti che non mettono il profitto come pietra fondante del proprio operato, e che quindi, se nella valorizzazione del marchio Isola bisognerà fare una riflessione invece di tipo diverso, che metta, appunto, ritengo, al centro le persone e al centro tutte quelle cose che anche la professoressa Rosner ha detto già ci sono in Sardegna, cioè la sostenibilità e la qualità della produzione. Io ho finito, grazie. Grazie Avvocato, è stato chiarissimo. Adesso credo che tutti abbiamo una coscienza di quali sono i prossimi passi da fare. Abbiamo ancora qualche minuto però per spostarci alla fine del mezzanino, dove inauguriamo la mostra Intrecci di bellezza. Ci vediamo fra 2 minuti alla fine del mezzanino.